Ieri ci siamo occupati, riportando la solidarietà dell'Arcivescovo di Agrigento, del vasto incendio che ha interessato il territorio di Santo Stefano di Quisquina, coinvolgendo la pineta di Buonanotte. Oggi si contano i danni, che sono più gravi di quello che si pensava. Una vera e propria devastazione causata quasi sicuramente da mani criminali. I soliti piromani che vengono maledetti dalla popolazione per i danni che essi provocano all'ambiente, mettendo a rischio la vita delle persone. A Santo Stefano di Quisquina hanno agito da autentici delinquenti, appiccando il fuoco in diversi punti. Anche il teatro Andromeda ha rischiato di finire distrutto. Il fuoco ha devastato il bosco e molti alberi di ulivo e di mandorlo. Un panorama desolante quello che si presenta agli occhi, sperando che le indagini della Forestale riescano a dare un volto ai criminali che ancora una volta hanno colpito indisturbati. La gente chiede che la questione dei piromani venga trattata con il massimo rigore, perché non ci può essere alcuna misericordia nei confronti di queste persone che non sono affatto malate, ma sono semplicemente dei delinquenti. Ecco perché serve la mano pesante, ecco perché si attendono da Roma e da Palermo segnali forti per contrastare il fenomeno degli incendi, che si faccia insomma una seria prevenzione senza più parole.